Macchina che accelera. In partenza Sharm el Sheikh cerca di portarsi a condurre. Scatta veloce su Aguario Cas che ha conquistato il comando. Sharm el Sheikh insiste. I cavalli scompaiono nella nebbia con Sharm el Sheikh che sfila in testa, dunque in vantaggio su Aguario Cas, più indietro Banca Italia San, via via gli altri. E completamento intanto dei primi 400 metri di gara, Sharm el Sheikh in vantaggio, Aguario Cas in seconda posizione. Poi cerchiamo di vedere anche il resto dei concorrenti, ma è davvero difficile riuscire a capire anche i numeri. Vedete i cavalli che escono dalla nebbia, all'esterno c'è comunque Bonita Col con in schiena Zeudi Mask, per corsie esterne c'è anche Ulisse LL. Numero Cavalli al passaggio 8, davanti alle Black tribune. Fire Horse squalificato. Con Sharm el Sheikh e Bonita Col appaiati al comando. Io ho un minuto appena abbondante sul mio cronometro, quindi adatura più che discreta per la categoria, con Sharm el Sheikh e Bonita Col alle prese quando siamo a circa 500 metri dalla conclusione. Allunga Sharm el Sheikh, Bonita Col però non lascia la presa, i due prendono vantaggio. Vediamo completamento della dritta delle scuderie. Sharm el Sheikh cerca di svincolarsi da Bonita Col che però non desiste e insiste al suo esterno, attacca. Sempre in netto vantaggio, Bonita Col insiste su Sharm el Sheikh che tenta ancora la difesa, retta d'arrivo con le ultime battute che vedono Bonita Col riuscire a mettere qualcosa davanti all'avversario e vincere, mentre per il terzo posto, forse Uranio Griff, ma è veramente difficile anche qui dalla nostra postazione riuscire a intravedere qualcosa nella nebbia fittissima che è davvero salita. Vediamo 3-5, mentre al terzo, il numero 7 di Uranio Griff, che conquista quindi la terza piazza per un ordine d'arrivo che dovrebbe essere 3, 5 e 7. La vittoria quindi per Bonita Col ed Emanuele Masuero, che conferma così la ottima prestazione dell'ultima uscita. Oggi gira tutta strada all'esterno di Sharm el Sheikh per vincere bene nel finale sullo stesso Sharm el Sheikh. Al terzo posto Uranio Griff, la vittoria per Emanuele Masuero e Bonita Col. Il training è di Emanuele Ossani e il vincitore, la vincitrice, anzi Bonita Col, ovviamente è del signor Emanuele Masuero, che l'ha anche guidata. 1,80 la quota fissa in chiusura di gioco. È tutto per questo convegno di corse di Capodanno dall'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per domani alle ore 14:45.